Ma lei era una bambina quando è venuta qua? Sì, seconda elementare mi hanno mandato fuori. Ed è venuta qui? Sono venuta qui. Io ricordo che qui c'erano tutti schierati, lì c'era una stufa a legna, al quale avevo la mamma un po' inferma, venivo con scaldinello a togliere le bronze, perché una volta non avevamo né fuoco, né bagno, né niente. E qui c'era un paradiso tutto pieno di ragazzi, di giovani, pieno di là. Ho fatto poi un periodo con una mia collega, la Irma Ciosa, che adesso è appena morta. Di là avevamo fatto una scuola, avevamo 10-12 ragazzine, le quali cominciavano a imparare di là. Quando questa signora, questa ragazza mia amica è andata via, sono rimasta io e abbiamo disfatto la scuola e non ho avuto più la gioia di avere i ragazzi. Io e quello era il mio posto, andavo sempre in castigo perché quando venivano i forestieri vicino le dicevo se state buone vi do il gelato, allora i forestieri mi davano l'offerta, quell'altra andava a dire le suore, andavo in castigo e mi mettevano là sola, era un castigo quello per noi, venivano i forestieri, le personalità e venivano da me. E mi dicevano, guarda, è che è lei la maestra? No, signore, sono in castigo. In castigo? Ma sei andati in paradiso con questa arte che fate? Le suore mi hanno detto che sono cattiva. Era la disciplina, silenzio, preghiera, tutte schierate, vestite in bianco, venivano i forestieri. Era una scuola del Merletto e questo si chiama Museo del Merletto, al quale adesso proseguiamo. Ci sono le mie colleghe più giovani, non tanto come me, e continuano finché durano, perché a Liede ce ne sarebbe qualcuno, ne verrebbe, venivano da me, una signora, le ha imparato quella signora, la mia collega, tante volte la veniva perché era specializzata nel tour. Io facevo il velo, veniva a farsi vedere, adesso non c'è chiuso. E questo Merletto è peccato che vada distrutto, perché è un'arte che puoi dedicarla a un Michelangelo, perché solo un procedimento unico è questo Merletto mio, perché Merletti ce ne sono tanti e in riferimento alla mia arte si sono aperti tutti i negozi di Murano e lavorano tutti. La Martina, che è a Masorgo, ha dei merletti, però alle volte la vende non merletto per merletto, che un giorno di volte che mi tocca i votti, dottoressa, perché è venuta una signora con questa tovaglia. Signora, ho comprato il suo merletto. La mi fa vedere, non c'era merletto. Ci dica, ma com'era l'ambiente della scuola? Qui era pieno di donne, vedi la foto, di là le adolescenti, di qua erano le signore, pieno, era una stupetta là d'inverno e venivano a prendermi le bronzetti per la mamma, alla volta la portavano a scuola giù, era la portineria e venivano su, vestiti. C'era la suora in quello. E voi lavoravate quante ore al giorno? No, lavoravamo dalle 9 a mezzogiorno e poi alle 2 fino alle 5. Tante volte io venivo tardi e ricevevo sempre rimprovero. Come mai arrivava tardi? Perché avevo la mamma, la casa, poi mi sono maniaca della casa e venivo tardi, ma avevo la mamma da tenere. Ma lei ha sempre parlato delle insegnanti che erano molto severe. Lei, quando insegnava, era severa? Ma tanto severa la maestra Sinigamo. Stava là, era una donetta. E la veniva in giro tutti i giorni a vedere uno per uno se abbiamo fatto bene.
Io avevo dei pezzi che facevo le righe lunghe e me le tagliava, non era bello, e dovevo fare silenzio, capisci? Tagliavi, dovevo rifare una perfezione, qui era una perfezione di silenzio, preghiera, c'erano le suore che ci guidavano, capisci? Schierate tutte. Ma oggi perché il merletto di Burano non riesce a rimanere protagonista? Qual è il problema secondo Il me? problema è per la sua tecnica, per il suo proseguimento. E non è che tu prendi l'uncinetto e lo fai e è finito, è che ci vuole dei valori, perché ci vuole l'ordito. Intanto il disegno non si può prendere la carta. Mettiamo due pietre di carta, la tela, e va sotto macchina a destra e va attorno del disegno. Quello noi prendiamo e costruiamo. Primo punto è l'ordito, secondo punto è la ghipurzi, che si riempie tutto, facciamo visi, madonne, paesi, tutto un disegno noi lo riempiamo, ago e filo, con i suoi chiari e scuri, dottoressa. Adesso lo comprendo di più perché sono vecchia, ma che lavoravo come niente, facevamo. Ma ci faccia capire a noi che lo desideriamo, ci spieghi il merletto di Burano? Il merletto di Burano, quando lo hai in mano, e sembra un merletto chiunque, ma ha un proseguimento che è unico, dottoressa. Quello si crea solo con un filo, ci danno il disegno. Adesso facciamo l'ordito attorno del disegno, ci vuole un ordito, non si può prendere la carta. E quello costruiamo, i visi, le madonne, i paesaggi, i disegni, i fogli, un filo, sopra la carta, con l'ordito attorno. Ma quanti punti ci sono? 7. Ce li racconta Emma? Il primo punto è l'ordito, ma il primo punto del merletto è la ghippo. Si riempie tutto il disegno con chiari, scuri, redini, con diversità di punti. Punto tondo, creme sbagliai, saccola chiaro, saccola pisto. Capito? È il primo punto. Poi per legarlo ci sono le sbarrette, al quale noi chiamiamo punto Venezia, perché a Venezia lega le strade, i ponti e lega il merletto, oppure il tul, che è punto Burano e la rete, noi il vero lo creiamo noi, un ago fino, capisci? Avevo dei pezzi di merletto fatto da ghippo, avevo il cuscino lungo e facevamo le righe, capito? Sì. Vedessi che bello. Quando veniva la maestra in giro per vedere cosa facciamo, eravamo tutte tremanti, perché lei se vedeva un punto sbagliato tagliava. Zitto, ripara di nuovo, l'esattezza. Qui c'era una volta così, pieno di tutte donne, vestite, ragazzi. Secondo punto, le svarette, vi ho detto, il tu, con 2 fili, uno grosso e uno fino, si fa un rilievo attorno delle foglie che si dà la forma. Finito quello, abbiamo un altro punto che è l'ultimo, è gli smerletti, i punti in aria. Allora, facciamo i smerlettini, sopra un tondino, smerlettini. Finito di tutti questi punti, tra la carta e la tela si taglia. Va via la carta, va via la tela e viene sul merletto. Ha un procedimento unico. Abbiamo i pelletti che sono di dietro e lo mettiamo. E adesso, in riferimento a questa nostra arte, si sono aperti tutti i negozi. C'è un merletto a cui ha lasciato il cuore, che ha amato di più nel farlo? Io mi piaceva fare il punto Burano, ho lavorato sulla culla di Maria Pia di Savoia,
che è esposta a Torino. Poi ho fatto personalmente io e questa mia collega un emblema vescovile al Papa Paolo VI, che era vescovo a Milano. Siamo andate a portarlo con le suore severe ci mettevano in castigo, tutte sfilate, in bianco vestite. Era una meraviglia questa scuola. Ma una domanda, cosa direbbe a una ragazza oggi che vuole cominciare a lavorare, imparare il merletto? Mi vengono alle volte, perché è vero Mary, quando mi veniva il signore li mandavo da lei. Lei naturalmente, e tutte volevano intanto l'ora, no? Siccome che mi sono disgraziata, non gli tolevo niente, mi rimandavo da loro intanto che non avevo tempo. E ci vuole dedizione e valori personali per fare questo merletto, perché merletti ce ne sono tante, ma la tecnica è unica, ha un procedimento unico. Tu quando hai in mano un merletto devi dire questo miracolo, come sono fatti. Merletti ce ne sono tanti. Un giorno un negozio è venuta una signora e vendono cose che non è merletto, perché l'una hanno fatto come merletto e mi ha fatto vedere, ha fatto così, signora non è merletto, no, dico bene, presenta a dire era mica da una lavata di testa che credeva che mi desse i botte. Emma, come lo salviamo questo merletto? Io mi appello a quelli che dirige l'uomo, a te. Capito? Perché c'era la tovaglia. Qui quando lavoravo mi tiravo su e andavo a fargli vedere e gli spiegavo il procedimento. Mettete il merletto perché questo è il museo del merletto. Capito, dottoressa? Lo dico a lei. Ed Emma, perché questa lei la definisce l'arte di Michelangelo? E perché Michelangelo ha fatto il mega contassa, perché l'artista, che era un grande personaggio di artista. Allora mi dico anche un altro, perché per fare questo merletto ci vuole una capacità e dei valori personali, i quali oggi non ci sono più. Come mai? Pazienza non ce ne c'è più. Non c'è più pazienza. Tutti mai sbagliano col suo nome, e se maridemmo, se desmaridemmo, ma quello che volevamo è una libertà comune, c'è troppo tutto. E non va bene, Emma. Io non lo so, ognuno guarda se stessa, personale. Trovi tutto, ma i valori pochi. Sono tutti laureati, no? Tutti laureati, Ma? ma pochi valori. E questa è la verità della mia più povera e piccola esperienza. In seconda elementare non sono andata a studiare, ho preso l'agua e la scuola e sono ancora a Dio. Però ho scritto per lettere amiche tutti gli avvocati. Come mai? Non so. Dopo mi insegnava, ti capisci? E perché? Perché aveva fame, aveva freddo e aveva sonno. E mi davo da fare. E sono invece morto, 101 anni. 101. Non è un mistero questo. Tu che cosa dici? Che esiste qualcuno che fa questo? Sto artista divino. Vuole raccontarci qualcosa, Emma, che non le ho chiesto? Dimmi. No, tu mi hai detto, ho detto tutto del merletto. Perché questo merletto è unico al mondo e speriamo che la società di oggi possano avere dei valori che mancano. A fare questo merletto ci vogliono questi valori: la pazienza, la soddisfazione, sole, anche in compagnia talmente siamo abituati. Capito, signore? La ringrazio la dottoressa che mi ha chiamato per questa intervista. Mi faccio fatica, dottoressa, però quando si tratta del merletto sono pronta, perché sono venuta su con l'acqua, il filo e la scopa.